dire, e quando avevamo immaginato, diciamo così, di valorizzare anche le giovani vocalità in campo internazionale, anche le giovani vocalità della nostra amata terra, abbiamo pensato a lui perché curasse un progetto per un concorso lirico internazionale nel nome di Giusy De Vino. A lui do la parola perché possa illustrarci in termini generali l'iniziativa, sulla quale naturalmente torneremo diffusamente e specialmente con una conferenza stampa dopo. Grazie intanto per essere qui, Sabino. Grazie, grazie. Sì, ho temuto di non partire perché a Milano non si vede un passo, c'è una nebbia e mi sono preoccupato andando all'aeroporto, ho pregato che il Signore facesse, sì, come sempre, mi hanno detto che grazie al pilota automatico, questo non lo sapevo, si può anche decollare con la nebbia, per cui ho detto, beh, ce l'abbiamo fatta, sono arrivato in tempo. No, io ringrazio Claudio, ringrazio Mauro, a parte l'amicizia che mi lega a loro, anche per il lungo lavoro che abbiamo fatto sempre insieme. Sono doppiamente felice di questa cosa, perché io sono sardo, diciamo, sono pugliese di nascita, ma vivo la Sardegna da 40 anni, ho fatto il militare a Sassari, mi sono innamorato della Sardegna, mi è rimasto il Mar di Sardegna. Dopo questo ho frequentato il teatro di Sassari, ho frequentato il teatro lirico di Cagliari fin dalla sua nascita. Io vengo qui da quando questo teatro è stato costruito, con delle belle produzioni, delle belle cose che abbiamo fatto insieme. Ne parlavo proprio l'altra sera per la prima della Scala, per la Butterfly, con Alessandro Pereira, che siamo molto amici, io mi occupo anche di fare delle iniziative a Teatro La Scala, e mi diceva dove vai? Adesso quando vado a Cagliari vado a presentare questo concorso De Vino. Ah, dice, bellissimo, perché anche lui stimava tanto Giusy De Vino. Appunto la doppia felicità è quella di occuparmi di un'amica, soprattutto di un'amica. Giusy, fin dalla sua nascita artistica siamo stati sempre in sintonia, mi chiamava spesso anche se era dall'altra capo del mondo. E quando così, loro mi hanno detto facciamo un qualcosa, ho detto guarda, dovete assolutamente ricordare questa grande artista, uno dei grandi artisti sardi, perché la Giusy De Vino non ha purtroppo portato a termine la sua grande carriera artistica. Io torno da Rio de Janeiro dove ricordano Giusy e parlando appunto con il sovrintendente di Rio mi hanno pregato di fare un gemellaggio, perché io mi occupo anche del concorso Callas in Brasile. Per cui poi ne parlerò con Mauro e con Claudio, faremo un gemellaggio appunto di scambio con i nostri ragazzi che vanno in Brasile al concorso Callas e viceversa. Internazionalizzazione, ecco, io ne faccio tantissimi, molti mi criticano perché oltre a fare critica all'editore faccio anche 3 miliardi di cose, organizzo eventi in tutto il mondo con grande soddisfazione, per cui questa cosa ho pensato appunto all'internazionalizzazione, scusate il pasticcio. È un concorso che voglio che vada in giro per il mondo. Giusy lo merita, Giusy ha cantato in tutto il mondo, per cui, ripeto, l'esperienza di Rio, appena ho girato Giusy De Vino, fa, ma come, hai cantato qui tante volte, la Traviata, bellissima, ecco, per cui rendiamo omaggio a questa grande artista, portando il suo concorso in giro per il mondo. Io mi sono attivato ancora prima di avere l'ok di Mauro e di Claudio, ho preso l'iniziativa, sono in contatto con i conservatori di Kazakistan, Russia, Ucraina, oltre al discorso Brasile, per cui verranno qui ragazzi da tutto il mondo a diciamo, farsi conoscere dal nostro pubblico e da voi appunto che frequentate il teatro. Grazie ai miei tanti rapporti interpersonali, io oltre alla RAI adesso collaboro con Sky, per cui il contatto è già avanti. Piero Maranghi, il grande manager di Sky Classica, mi ha promesso che verranno qui a registrare la serata conclusiva del concorso, per cui la manderà in onda sulle sue poi consociate Arte e France Television. Direi che come inizio diciamo, ci stiamo camminando bene. Il concorso appunto sarà a settembre, l'ultima settimana di settembre, e visto che è il 10° anno della scomparsa di Giusy, ho pensato la serata finale di farla diventare una celebrazione in grande stile, cioè noi avremo finalisti del concorso dei ragazzi con la giuria che li giudicherà e proclamerà i vincitori, però avremo anche sul palcoscenico tutti quelli che hanno frequentato artisticamente Giusy De Vino.